Pronto, parlo con la signora Carmela. Sì, lei, Guieni. Non so se si ricorda di me, io telefonai anche 2 anni fa. Si ricorda, sono il dottore Lobalbo. Ah, lo babbo. No. Come che sono? Il dottore Lobalbo, come sta, signora? Non c'è male, lei? Ma che tramo, sa, scommatto che campagna, ogni tanto ca, ogni tanto da. Sì. Io per dirci la verità telefonare, riceveremo che fa, signora. Stava cucinando una pecchetta di baccalà e un carrozzello di salsiccia. Ma se maratau? Ma guarda, sogno sola. Ah, sola è. Sola. Ma lei quanti anni aveva? Giovani, Eni? Io avevo figli, con me. Non si ricorda che ci risca abbonare mia moglie morì, come potete dare figli? Ah, ma qui non hai un figlio, ma lei Guieni? Io sogno che San Fradedo, si ricorda? Sì. No. Che ora venia da abitare a Mapurtuso, E non è sto buttuso? vicino Brolo, si ricorda o no? Ma veramente non mi ricordo. Ma lei quanti anni aveva? Io, sempre 50 anni. Ne aveva tanto 48, ora ne hai 50. Ah, caruso, Ene. Buono. Per me è buono, Ene. Ma lei mi dice una cosa, se si ricorda io tutte le telefonate, lei mi diceva sempre no, quando si voleva sposare. Eh sì, io da anni avevo dolore di mio marito, buon'anima. Meschinetto. E quanti anni ha che morì Guido? Ormai avevo 6 anni che lui morivo, che me la so. In pace all'anima sua, ci potremmo fare la vita continua, tanto pure a me la sua moglie, signorita, vuole fare. Sì, sogno sola, come un cane, anzi come una cane Io sogno pure io. mi sento come un cane, anzi non mi sento per dirci la verità, però come un leone mentre che parlo con Scusa, lei. dottore, io devo andare un baccalà con una scaglia di salsiccia su il fuoco, quanto ci vai a studio? Prego, sì. Aspettasse lei, non si inizia, non sta a casa. Io che io aspetto il telefono, facesse presto. Andiamo a bruciarsi per davvero. Già 2 anni mi faccio combattere, porca miseria laccia. Pronto? Pronto, che sogno io? Pure io sogno pronta. Ma bruciaste qualche cosa? No, ci studai. A me c'è tutta una salsiccia. Ma guarda, una volta a settimana solo. Poi quando ti marito con me, se 2 ore ti faccio mangiare tutti i giorni. Magari. Tu che intenzioni hai? Io telefonai per sapere, tu mi avevi detto aspetta, ora io chiamai, sì o no? Ma dimmi. Aspettassi, ci volevo domandare una cosa io. Ma lei è dottore generico? No, sono il dottore dell'animale, dei cani, dei pecore, sono il dottore veterinario. Ma che fai, ci chianci? Parlando di pecore, mi ricordo a mio marito. Mosso, voglio sapere se lei vuole sistemare con me, visto che lei è vedova, io sono vedovo, che mi fare? Ma perché si vuole maritare? Certo. Ma lei non sa che io non mi posso maritare? E perché? Perché sennò io perdo la pensione di mio marito. A banana. Ah, giusto dopo che avevo ragione, allora meglio me ne stiamo così. Intanto scusa, mi rammo tu ormai a sto punto, che non mi stai qua affezionando, dammo tu. Ma se io ti sogno tu che fai? Vieni a mia casa. Io vengo a tua casa però prima che vengo ti voglio parlare chiaro. Dimmi. Perché poi non è a dire che lo fai un disonnesto. Io anni fa per dire la verità, poi ho operato la prostata. La prostata? E non bestia di medico, invece con un bistro mi attacco nel vetro. Madre. Non è che sogno fanocchio, tu mi capisci. Ah, ma non male. Però anziché fare minne, una sì, una no, me ne faccio 2 a settimana. Non è che sogno infocato come certe mascole. Ma capisci tu? No, dottore, a me queste cose non mi interessano. Io sogno una femminile all'antica. Sogno seria io. No, una cosa te ne fai una con me e tu fai quello che dico io vale per 6. Finiscila. Perché quando te ne fai 2 a settimana, lo stesso te ne fai 12. Finiscila. Ti faccio rilassare così tanto che tu non hai bisogno più manco di un medico. E poi sono bravo per fare massaggi. Tanto mi diplomai pure per fare massaggi, non è che... Ah, sì, ogni tanto ci vogliono veramente uno per si rilassare appena. Sì. E allora ti recupero la verità, chi stai? Sì. Io quando vai nel letto poi con te, stai a attaccare chicatini. Come? Chicatini. Chi catini? Se chicatini. Oh, ma allora sei pazzo veramente? No, non sono pazzo, intendiamoci. Non sono manco malato. È una cosa che mi fa venire uno stimolo, capisci? Ma da quanto che mi operano? Ma non è che tu sciopio. Tu posso orare al massimo 4 colpi di frusta. Mamma mia, ma tu sei malato veramente? Belle, e poi... Visto che ti vengono sti crisi. Ma sei pazzo? Ma non sono crisi, sono cose che mi vengono così, vi fare dei film e da quant'ava che mi abituai a farle così. No. Ma non è che ammazzata qualcuno. No. Poi ad esempio, mi piacesse tu castivalletta bella lunga, No. mi piacessero dei mutande belle No, secche, no. sai, ci piacciono Ma che sei all'uomo. pazzo? Ma che mi dici queste cose a me per telefono? Ma scusa, Queste cose non si parlano per telefono. Ma io- Poi mi dici che mi vuoi attaccare i catini. E se poi mi dai chiave io che faccio? Resto incatenata. per io pare che chiudo la porta. Ma se ne ci siamo solo che ha un bisogno di chiudere la porta, c'è che se tu non hai aiata intro o cane, la porta chiudiamo.
Se penso che canne si scannalia. No, non va bene, così non va bene. Ma tu sei 10 coppie frusta, non ti rugno. Sai che ti dico? Va a parlare con il dottore e tu ti risetti sti sentimenti perché tu hai crisi di pazzia, veramente, va. Non sono crisi di pazzia, sono crisi di sesso, ma capisci o no? No, per favore. La pazzia è no. una cosa, o sesso è un'altra cosa. No, io guarda, io saluto a lei e non mi telefonasse più perché a me queste cose non mi piacciono. Ma ascolta, io non ti faccio male. No, ma tu provalo solo per una volta. no, per favore. Ma cosa di pazzo? No. Dico, posso venire a casa o no? Vieni a casa e basta. Perché amore, chiudiamo il telefono perché queste cose non si parlano per telefono. Ma io... Perché uno si infoga proprio. quando avviene? Dimmi quando avviene. Quando tu vieni, basta che mi fa. Ma perché chianci? Io non capivo perché chianci. Non ciancio, sono emozionata. Ma pare che chianci quando parli con me. No, assolutamente, sono emozionata. Mi ricordo i belli tempi, ora E torno, non stai belle tempo, non ti preoccupare. Chiuriu, non chiama cose da pazzo. Chiuriu, non chiama stacca il telefono, anche se svenivo. Io non c'è neanche colpi sangue, chissà pure. Non c'è come capo tutto io. A chi da capo una maniera, l'altra un'altra maniera. Buonanotte, va.